Bisogna vincere, ragazzi, Vinci. punto e basta. Sarà totalmente Napoli-Fiorentina di domenica alle 3, sarà totalmente una sliding doors per il Napoli, perché l'Inter gioca prima, l'Inter asfalterà al 99,9% il Monza, quindi il Napoli naturalmente deve cercare di vincere per restare aggrappato alla situazione. La Fiorentina è una squadra tosta e antipatica e altalenante, però la Fiorentina aveva sicuramente il dente avvelenato perché a Firenze li abbiamo asfaltati 3-0, se ti ricordi, quindi sarà dura, ma resto naturalmente anche sull'1x, a parte per la speranza che sia questo, ma anche perché il Napoli non vincerà 4-5 partite. Non vince da quindi 5 partite e il Napoli deve dimostrare di avere una continuità dal secondo tempo contro l'Inter alla partita contro la Fiorentina. E come hai detto tu, se tu questa partita non la vinci, non pareggiare, non la vinci, dice addio alla corsa. Un pochino sì, c'è molta pressione, dobbiamo vedere i giocatori del Napoli come la gestiranno, però è così, ragazzi, è stato assolutamente così. Tutto ciò che è stato detto, bisogna vincere. Dichiarazioni post partita, contro, dopo, post l'Inter, se tu non vinci contro la Fiorentina va di finito tutto. Bisogna vincere, ragazzi, punto e basta.